Buongiorno cari amici e ben ritrovati qui in questo spazio in mia compagnia. Riprendiamo la lettura dei Segreti di Taverner, Dottore dell'Occulto, ad opera di John Fortune e cominciando appunto il secondo racconto che si intitola La restituzione del rituale. Prima però di cominciare la prima parte ovviamente di questo racconto, vi invito, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano e se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube. Vi ringrazio sempre della vostra collaborazione. Grazie. Vediamo dunque il secondo racconto, la restituzione del rituale, prima parte. In alcuni periodi e stagioni Taverner era solito fare ciò che io chiamo ipnotizzarsi e che lui invece definiva andare nel subconscio, affermando che grazie alla concentrazione era in grado di spostare la sua attenzione dal mondo esterno a quello del pensiero. Ogni tanto parlava dei diversi stadi di consapevolezza ai quali riusciva ad accedere in questo modo e di ciò che poteva fare operando in ciascuno di essi. Ben presto imparai a riconoscere le fasi di questo straordinario processo. Notte dopo notte avevo vegliato accanto al corpo privo di sensi del mio collega, che giaceva agitandosi sul sofà mentre pensieri che non provenivano dalla sua mente influenzavano i suoi nervi passivi. Molte persone comunicano attraverso il pensiero, ma non mi ero mai reso conto fino a che punto questo potere potesse essere utilizzato, finché non vidi Taverner usare il proprio corpo quale ricevitore per tali messaggi. Una notte, mentre stava bevendo del caffè caldo che gli avevo preparato, perché dopo queste prove era sempre gelato fino alle ossa, mi disse: Roz, sta accadendo qualcosa di molto curioso. Gli chiesi cosa intendesse. Non ne sono del tutto certo, rispose. Sta succedendo qualcosa che non capisco e vorrei che mi aiutaste a esaminarla con cura. Promisi di aiutarlo e chiesi di quale natura fosse il problema. Quando avete iniziato a collaborare con me, iniziò. Vi dissi che ero membro di una confraternita segreta, ma non aggiunsi niente di più perché mi ero impegnato a non farlo. Ora, poiché lavoriamo insieme, ho deciso di valermi del mio arbitrio e di spiegarvi alcune cose. Suppongo sappiate che nel nostro lavoro ci serviamo di rituali. Non è la sciocchezza che potreste pensare, perché i rituali hanno un effetto profondo sulla mente. Chiunque sia sufficientemente sensibile può percepire le vibrazioni emanate ogni volta che si celebra un rito occulto. Ad esempio, mi basta mettermi ad ascoltare con la mente anche per un solo momento per dirvi se una delle logge di Lassa sta celebrando il suo terribile rituale. Poco fa, mentre ero immerso nel subconscio, ho sentito che si stava celebrando uno dei riti del mio ordine, ma in un modo diverso da quello delle logge da me conosciute. È stata come l'esecuzione di Tchaikovsky strimpellata al pianoforte con un dito da un bambino e, a meno che non mi stia proprio sbagliando, una persona non autorizzata è entrata in possesso di quel rituale e lo sta sperimentando. Qualcuno ha infranto il proprio giuramento e ha rivelato i vostri segreti, commentai. Evidentemente, rispose Taverner. Non è accaduto spesso, ma ci sono stati dei casi, e se una delle logge oscure, che saprebbe come usarlo, dovesse entrarne in possesso, il risultato potrebbe essere molto grave, perché queste vecchie cerimonie hanno un grande potere. Questo potere è inoffensivo nelle mani degli studenti attentamente prescelti che noi iniziamo, ma sarebbe una faccenda ben diversa se cadesse nelle mani di uomini privi di scrupoli. Proverete a rintracciarlo? Chiesi. Sì, rispose Taverner, ma è più semplice dirlo che farlo. Non ho assolutamente niente che mi guidi, posso solo spargere la voce tra le logge per sapere se manca una copia dai loro archivi. Questo restringerà in parte il nostro campo di indagine. Non so se Taverner si servì della posta o del suo particolare metodo di comunicazione, ma nell'arco di pochi giorni ottenne le informazioni che cercava. Nessuno dei rituali attentamente sorvegliati mancava da una delle logge, ma quando le ricerche furono ampliate ai registri dei quartieri generali scoprimmo che nel Medioevo un rituale era stato rubato alla loggia fiorentina dal custode dell'archivio e venduto, così si pensava, ai medici. A ogni modo si sapeva che era stato celebrato a Firenze durante la seconda metà del XV secolo. Quando Firenze fu conquistata dai francesi e i manoscritti medicei andarono dispersi, se ne perse ogni traccia e si ritenne che il rituale fosse andato distrutto. Adesso però, dopo tutti quei secoli, qualcuno stava risvegliando il suo sorprendente potere. Qualche giorno dopo, mentre passeggiavamo per Harley Street, Taverner mi chiese se mi sarebbe dispiaciuto svoltare in Marlborough
Marylebone Lane, perché desiderava fare una sosta in una libreria di libri usati. Mi sorprese che un uomo come il mio collega potesse essere cliente abituale di un tale posto, che sembrava essere provvisto prevalentemente di malconci manualetti di divinazione e di materiale religioso antiquato, ma l'alacrità con cui il ragazzo che lavorava nel negozio andò a chiamare il proprietario fu la prova che il mio compagno era un cliente regolare e stimato. Il proprietario della libreria fu una sorpresa ancora maggiore. Era incredibilmente polveroso, la giacca lunga, la barba e il viso erano tutti dello stesso uniforme color grigio-verde, eppure quando parlò la sua voce era quella di un uomo colto, e sebbene il mio compagno si rivolse a lui come a un pari, lui gli rispose come a un superiore. Avete ricevuto qualche risposta all'annuncio che vi avevo chiesto di mettere? Chiese Taverner all'individuo color tabacco che stava di fronte a noi. No, ma ho delle informazioni per voi. Non siete l'unico acquirente del manoscritto sul mercato. E chi è il mio concorrente? Un certo Williams. Mm, questo non mi dice molto. Il timbro postale era di Chelsea, aggiunse il libraio con uno sguardo significativo. Ah, esclamò il mio datore di lavoro, se quel manoscritto dovesse essere messo sul mercato, non metterò limiti al prezzo d'acquisto. Credo che ci sarà da divertirsi, commentò Taverner quando uscimmo dalla libreria, mentre il titolare si inchinava dietro di lui. Evidentemente le logge oscure di Chelsea sono venute a conoscenza di quello che so anch'io e hanno fatto un'offerta per il rituale. Ma non ritenete che ora sia proprio nelle mani di una delle logge di Chelsea? Chiesi. No, rispose Taverner, perché ne avrebbero fatto un uso migliore. Qualunque cosa si possa dire contro la loro moralità, non sono degli sciocchi e sanno quello che fanno. No, il manoscritto è in mano a una persona o a un gruppo che si diletta con l'occulto senza saperne abbastanza. Sanno riconoscere un rituale quando lo vedono e ci stanno giocando per vedere che cosa succede. Probabilmente nessuno sarà più stupito di loro se accadrà davvero qualcosa. Se il rituale dovesse restare nelle loro mani, non me ne preoccuperei poi tanto, ma potrebbe cadere in mano a gente che sa come usarlo e come approfittare dei suoi poteri, e in quel caso le conseguenze sarebbero infinitamente più serie di quanto possiate pensare. Posso persino arrivare a dire che se questo accadesse avrebbe conseguenze sull'evoluzione stessa della civiltà. Mi accorsi che Taverner era profondamente scosso. Incurante del traffico si mise in strada puntando dritto verso il suo alloggio. Pagherei qualsiasi cosa per quel manoscritto se solo potessi metterci le mani, e se non fosse in vendita non esiterei a rubarlo. Ma come faccio a trovarlo, in nome di Dio? Raggiungemmo l'ambulatorio e Taverner iniziò a misurare la stanza a lunghi passi. Improvvisamente afferrò il telefono e chiamò la casa di cura di Hindhead, avvisando la capo infermiera che avremmo trascorso la notte in città. Poiché non c'era dove dormire nella sua sede di Londra a Harley Street, supposi che fosse prevista una notte di veglia. Ormai mi ero abituato a quelle veglie notturne, sapevo che il mio compito sarebbe stato quello di tenere d'occhio il corpo svuotato di Taverner mentre la sua anima vagava nell'oscurità per una delle sue strane ricerche e per parlare con i suoi pari, uomini capaci come lui di lasciare i loro corpi se lo desideravano e vagare insieme per i cieli, o altri morti secoli fa, ma ancora preoccupati del benessere dell'umanità che avevano servito in vita. Cenammo in un piccolo ristorante in un vicolo fuori Soco, dove il capo cameriere discusse di metafisica in italiano con Taverner tra una portata e l'altra, e facemmo ritorno a Harley Street ad attendere che la città intorno a noi andasse a dormire, lasciando il posto alla quiete della notte necessaria al lavoro che ci accingevamo a compiere. Fu soltanto dopo la mezzanotte che Taverner giudicò il momento adatto e si sistemò sull'ampio sofà dell'ambulatorio con me ai suoi piedi. Si addormentò in pochi minuti, ma mentre lo osservavo vidi il suo respiro alterarsi e il sonno lasciò il posto alla trance. Mormorò poche parole, ricordi isolati delle vite terrene precedenti, poi un respiro profondo e sibilante sottolineò un secondo cambiamento di livello, e mi accorsi che era entrato nello stato di coscienza che gli occultisti usano per comunicare telepaticamente tra loro. Era come origliare con un telefono senza fili. Loggia chiamava loggia attraverso le profondità della notte e il cervello passivo captava le vibrazioni e le trasmetteva alla voce facendo parlare Taverner.
Il succedersi dei messaggi, tuttavia, fu interrotto nel bel mezzo di una frase. Questo non era il livello al quale Taverner aveva intenzione di operare quella notte. Un altro sibilo annunciò che si era spinto ancora oltre nella condizione di ipnosi. Nella stanza c'era un silenzio assoluto, rotto improvvisamente da una voce che non era quella di Taverner. Il livello dei registri, disse, e io provai a indovinare cosa avesse in mente di fare Taverner. Solo una mente come la sua poteva aver escogitato un piano così straordinario, ritrovare il manoscritto andando a esaminare il subconscio dell'umanità. Taverner, come gli psicologi suoi colleghi, sosteneva che l'immagine di ogni pensiero e di ogni azione di una persona sia memorizzata nel suo subconscio, ma era anche convinto che il ricordo di ogni individuo venga registrato nella memoria della natura, ed erano questi i ricordi che stava cercando di leggere. Frammenti di frasi, immagini, nomi uscirono dalle labbra dell'uomo privo di sensi. Finalmente trovò quello che cercava e si mise al lavoro. Il 500, Firenze, Italia, Piero della Costa. Pronunciò una voce profonda, poi seguì un suono vibrante e prolungato a metà tra lo squillo di un telefono e la nota di un violoncello, e la voce cambiò. 2:45, 14 novembre 1898, Londra, Inghilterra. Per un po' ci fu silenzio, interrotto quasi subito dalla voce di Taverner. Voglio parlare con Pietro della Costa, rinato il 14 novembre 1898 alle 2:45 di mattina. Silenzio. Poi di nuovo la voce di Taverner, come se parlasse al telefono. Pronto? 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 Apparentemente ricevette una risposta perché il suo tono cambiò. Sì, parla l'anziano dei 7. Poi la sua voce assunse un tono straordinariamente solenne e autorevole. Fratello, dove si trova il rituale che ti fu affidato? Non posso indovinare quale fu la risposta, ma dopo una pausa udii di nuovo la voce di Taverner. Fratello, riscatta il tuo crimine e riporta il rituale nel luogo in cui è stato rubato. Poi si girò su un fianco e la trance lasciò il posto al sonno naturale, quindi al risveglio. Bene, proseguiamo questo racconto domani, che si fa molto particolare, come vedete, la storia del subconscio non l'ha tirata fuori il De Garda, qua c'è ben altro, il subconscio è cosa molto nota agli occultisti e vi consiglio di imparare a sondare nel vostro. Ho già spiegato infatti in altri video come lavorarci e come programmarlo. Mi raccomando, non perdetevi l'occasione di farlo, come vedete è importante, più di quello che si pensi. Io vi rimando comunque alla prossima condivisione, alla prossima lettura. Mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al mio canale YouTube e noi ci ritroviamo con la prossima condivisione qui domani. Un grande abbraccio dalla vostra Hilde, a presto.